risparmiatori truffati! L'ho fatto perché per ridare dignità a queste persone che ci hanno rimesso praticamente tutto e bisogna dare la volontà, la speranza e sicuramente bisogna riportare a casa tutti i denari mal tolti a queste persone. Io sono qui per testimoniare oggi con la vicinanza ai risparmiatori, in famiglia mia sono stati colpiti comunque anche dalla Veneto Banca, credo comunque che lo Stato non possa avere due pesi e due misure, banca del sud della Puglia salvata, banche del Veneto sprofondate. 4 anni di croci, sai, noi i nostri soldi promessi dopo 4 anni. Vice Sindaco, anche lei ha alzato la croce, perché? Per rappresentare i cittadini che oggi non hanno potuto essere qui, perché appunto non sono solo i cittadini truffati ma è tutta una comunità e questa comunità va rappresentata e difesa. Io sto ancora aspettando le carte dalla banca, per esempio. Io non posso inoltrare il rimborso perché non ho ancora ottenuto le carte dalla banca. Questa è la sua croce, insomma. È una grande croce. La croce è comunque un simbolo di giustizia, di sacrificio e i risparmiatori ne hanno fatti tanti di sacrifici. Lei è contento perché Banca Intesa sta facendo una serie di utili? Sì, sta facendo molti utili e sarà per quello che non hanno il tempo di fornirci la documentazione. Proprio l'altro ieri è stata rifatta la commissione delle banche. Io davvero credo che questa commissione, io combatterò fino alla fine, che questa commissione davvero faccia qualcosa per questi risparmiatori. Io mi viene in piangere perché, e cerco sempre di dimenticare apposta perché sennò ti tiri veramente allo male proprio, insomma, ecco.